A Tarzo le associazioni sono così di casa che l'amministrazione comunale ha pensato di dedicargli un'intera giornata. Se c'è bisogno la protezione civile di Tarzo c'è, ma c'è anche lui. Assolutamente sì, noi ci siamo e anche lui c'è. Il volley non forma soltanto delle atlete ma anche delle persone migliori. Certamente insegna a stare in gruppo, stare insieme agli altri, è un mondo molto più grande di un semplice gioco. La Corale dei Laghi cosa ci intona? Amici miei, venite. Non solo calcio, c'è anche il basket a Tarzo. Soprattutto il basket, che è lo sport più bello del mondo. Sono soltanto belli da vedere o volano? No, questi sono tutti in grado di volare, qualcuno ha già volato, qualcuno lo sta per fare. Non è facile come gustarli con l'occhio, volare è un po' più complicato e noi appositamente abbiamo predisposto un simulatore perché i visitatori della mostra possano provare la differenza tra il gusto e la difficoltà, e questo fa sì che l'associazione sia un'associazione non solo di superficie ma che abbia dei contenuti anche ben diversi. Sindaco Sacchet, perché una giornata dedicata alle associazioni qui a Tarzo? Abbiamo pensato a questa prima festa dell'associazionismo in Piazza Tarzo perché abbiamo visto che ci deve essere ancora più unità tra queste associazioni, il comune di Tarzo e anche a tutto il paese di Tarzo, quindi abbiamo voluto far scendere in piazza attraverso i gazebi che ospitano ognuno un'associazione, e poi le associazioni sportive saranno invece impegnate presso la palestra comunale per far vedere a tutta la gente locale ma anche da fuori quello che si offre a Tarzo. Michela Cesca, l'assessore alle associazioni, non può che trovarsi a suo agio nella giornata dedicata alle associazioni. Sì, per noi questa è una giornata veramente speciale, una giornata che abbiamo voluto fortemente insieme alle associazioni del nostro comune per portarle qui in piazza tutte assieme ad esprimere quella che è la loro identità e a farsi conoscere da tutta la cittadinanza, perché l'associazionismo a Tarzo è una realtà molto forte, molto importante e andava in qualche modo celebrata. Buongiorno, cosa vuol dire essere fanti? Fanti è sempre, fa parte dell'esercito, quello che praticamente serve per la difesa. Il kayak ai laghi di Revine, Lago e Tarzo può avere un futuro meraviglioso. Certo, siamo una nuova associazione, ci chiamiamo Kayak Ailac e faremo delle uscite accompagnate con i kayak e la possibilità quindi di diffondere questa bella attività. A Tarzo c'è una Proloco. Proloco di Tarzo, presente in quasi tutte le manifestazioni da più di 50 anni. Le strade di Tarzo sono perfette per i ciclisti. Certo, infatti ci prestiamo a organizzare una gara femminile, 3 gare in una giornata alla fine di luglio a Torno ai Lago in collaborazione con la Proloco di Tarzo. Vado? Il volontariato è prezioso, ma quando si parla di sociale e di anziani lo è ancora di più. Sì, effettivamente noi siamo un'associazione di volontariato rivolta agli anziani, diciamo, e creiamo degli oggetti, delle cose che poi possono aiutare sia l'anziano nella disabilità, magari dell'uso delle mani, del pensiero, e poi vengono venduti e con il ricavato rientriamo nell'associazione. A Tarzo musica e allegria non mancano mai. Sì, certo, noi puntiamo all'aspetto dell'insegnamento per i più giovani e quindi un aspetto più ludico, e cerchiamo di dare anche un ampio respiro alla nostra attività sul territorio con laboratori e seminari di vario tipo. Quando si parla di AIDO, tanto è stato fatto ma tanto è ancora da fare? Assolutamente sì, soprattutto per questo che noi siamo sempre presenti alle manifestazioni e agli eventi che vengono creati a livello comunale e anche extra, presenti in piazza proprio per portare e approfondire quelle che sono le novità che ci sono in quella che riguarda la donazione degli organi. L'orienteering è uno sport di moda, soprattutto qui a Tarzo? Ma diciamo che a Tarzo è forse l'espressione più grande che c'è nel Veneto. L'orienteering in Tarzo è una delle società più grosse che c'è in Italia, forse la terza o quarta come dimensioni ma anche come risultati. È una società che dura da 30 anni
E stiamo organizzando tutta una serie di manifestazioni. Il prossimo anno, ad esempio, abbiamo in calendario 2 finali di Coppa Italia in Cansiglio. Dove ci sono gli alpini, gioia e felicità non mancano mai. Certo, perché noi siamo sempre disposti a aiutare tutti quanti, anche col bicchiere in mano, però sempre con l'amicizia e la volontà di aiutare il prossimo.